Asolo, definita da Giosuè Carducci la città dei 100 orizzonti. Asolo è uno dei centri storici più suggestivi d'Italia. Raccolta entro le antiche mura che si diramano dalla Rocca, fortezza del XII secolo, conserva in ogni scorcio testimonianze della sua millenaria storia. Le principali attrazioni a Asolo sono Rocca di Asolo, Piazza Garibaldi, Castello di Asolo, Villa Freia, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Cimitero di Asolo, Museo Civico di Asolo, Villa De Brandis, Brauin, Pasini. Dai. La vista dell'uomo nero qua. Era un po' importante. Oltre agli edifici storici, Asolo è un vivace centro culturale. Qui hanno vissuto e lavorato personaggi illustri come la regina Caterina Cornaro e lo scrittore Robert Browning, che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio artistico e letterario della città. Asolo è un comune italiano di circa 9.000 abitanti della provincia di Treviso. Spettacolo che è la villa lì. Yes. Spettacolo. Asolo è un'incantevole città fortificata, ricca di storia, arte e cultura.
Collocata sulla cima di una collina dalla particolare forma allungata in poggi e dominata dal Monte Ricco, su cui sorge la rocca medievale. Come si vede bene la rocca da qua? Hai visto? Che suggestive queste righe qua, no? Che spettacolo questa costruzione, questa casa. Dammi
Castello di Asolo. Poche sono le fonti che menzionano questo castello. È a partire dai veneziani che abbiamo maggiori notizie. Risale a quest'epoca infatti la nomea di Castello Pretorio, in quanto fu sede dei podestà veneziani chiamati ad amministrare la città. È inoltre noto come Castello della Regina Cornaro, in quanto fu dimora di Caterina Cornaro, regina di Cipro, Gerusalemme e Armenia, e signora di Asolo dal 1489 fino alla sua morte nel 1510. Marcia, la cassa di... Museo civico di Asolo. Duomo di Santa Maria Assunta. Che ne dici, Mary? Piace Asolo? Sì. Bella cittadina, vero?
Sì, peccato che la giornata sia un po' guastata e la temperatura è scesa nettamente, mentre prima si stava anche bene al sole, no? Sì. Già, Però non c'è qualcosa che ho mangiato di più io, cioè non si è riusciti a capire che cosa fosse. sempre bello e affascinante venire qua. È un po' trafficato, eh? Sì, i motociclisti giovani, a noi no, la moto la prendiamo su più avanti. Vuoi fare? Sì, vuoi fare il giro che abbiamo fatto alle salendo? 4:20, se uno vuole, tanto Asilo è qui.